qualsiasi fatto di cui lo storico viene a conoscenza, ma in fondo anche lui stesso, è un fatto che per poter essere comunicato a noi deve tradursi in linguaggio. I fatti non esistono fuori dal linguaggio. I documenti di cui si avvale lo storico parlano di fatti, ma questi fatti vengono a nostra conoscenza per via di linguaggio. Quando fossimo, come ci capita nella vita, protagonisti di un fatto che ci riguarda magari in modo importante, questo fatto, quando lo raccontiamo a qualcuno e quando perfino lo raccontiamo a noi stessi, deve essere mediato dal linguaggio, se no, se è fuori dalla parola non è mica niente. Questa è la svolta linguistica, anche detta in un altro modo che adesso non mi ricordo ma non ha importanza, che è intervenuta nello studio degli storici. Un fatto è un fatto di linguaggio, tutti i fatti sono fatti di linguaggio. A questo punto il fatto viene snidato da una concezione, come dire, quasi ontologica, il fatto in sé, è quasi un noumeno kantiano, no? Il fatto che sta fuori dalla parola, ma quale fatto? Tutto ciò di cui vengo a conoscenza, anche la morte di un mio amico, la apprendo dai giornali, la apprendo da una comunicazione telefonica, la apprendo attraverso il linguaggio. La storia allora diventa narrazione in questa concezione. Narrazione di fatti, ma narrazione che si avvale del linguaggio. Lo storico intrama i fatti. Che significa? Significa che un conto è raccogliere dei fatti che magari sono all'inizio piuttosto slegati fra di loro. Il fatto diventa vero e noi lo prendiamo come tale, in quanto è intramato in un discorso che ha una sua coerenza interna. Si spiega sulla base di questa intramazione. Raccogliamo questi fatti, lo storico consulta delle fonti, si avvale di testimonianze, raccoglie dei fatti e poi li deve pure interpretare. Non basta raccogliere. La cronaca è una successione di fatti, ma non c'è una sintesi, non c'è un senso compiuto, non c'è una condizione terminale a livello della quale si possa dire, beh, ho capito come stanno le cose. Dalla cronaca alla storia c'è un passo che richiede che lo storico assegni un senso compiuto alle cose, ai fatti che ha raccolto.